Adesso io chiederei cortesemente ai due sindaci di Capriva e di Treffen di venire qua sul palco per portare il loro saluto, quindi chiamo Daniele Sergon e l'amico sindaco di Treffen. Intanto che loro arrivano, vorrei dire allora che questo progetto, il progetto alla scoperta del nostro territorio, è stato finanziato dalla Regione e dal Turismo FVG, dal Comune e è organizzato dall'Associazione Incanto, per cui questo progetto si svolge attraverso una visita del nostro territorio, che sapete è candidato insieme a Bird, il territorio del Collio, e si sta portando avanti la candidatura a Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, e quindi loro hanno visitato alcune aree del nostro territorio, alcune cantine del nostro territorio. Domani mattina saranno nel territorio di Bird e quindi abbiamo così ospitato una cinquantina di amici che arrivano da Treffen proprio per far conoscere meglio il nostro territorio. Per cui di questo adesso magari vi parleranno sia Klaus che Daniele, a cui do immediatamente la parola. Cominciamo ovviamente per dovere di ospitalità da Klaus Glanzlik, che è il sindaco, il Burgmeister di Treffen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Bürgerinnen und Bürger aus unserer Partnergemeinde Capriva, wir die Treffener Delegation, die heute hier angereist ist, wir sagen mal vorab ein herzliches Danke für die freundschaftliche, für die freundliche Aufnahme hier in Capriva. Wir fühlen uns wohl bei euch. Il sindaco ringrazia particolarmente per la meravigliosa accoglienza ricevuta oggi qui a Capriva. Ci sentiamo detto come a casa, come se fossimo a casa. Es war ein anstrengender Tag, ein informativer Tag. Es war ein inhaltsstarker Tag, wo wir viel erfahren durften, auch über die Bewerbung für dieses Welterbe. Und wir haben auch viel erleben dürfen und genießen dürfen. Es war was Besonderes, hier zu sein, und es war auch ganz besonders, die kulinarischen Köstlichkeiten erleben zu dürfen und auch die tollen Weine verkosten zu dürfen. Danke für die Gastfreundlichkeit. Il sindaco ringrazia particolarmente perché è stata una giornata piuttosto impegnativa effettivamente, però si sono tutti quanti molto soddisfatti del pomeriggio trascorso, perché hanno avuto occasione appunto di scoprire questa candidatura di Capriva appartenente al circuito Collio Birda e poter gustare effettivamente i cibi e le bevande, quindi in particolar modo il vino, che gli è stato offerto nelle aziende che hanno visitato oggi pomeriggio. Seit 31 Jahren besteht die Freundschaft über Landesgrenzen zwischen Treffen und der Kommune die Capriva und den Menschen bei der Kommune. Und es ist schön, dass es dieses friedvolle Miteinander, dass es das gibt, dass es gelebt wird, und mehr als 30 Jahren dafür allen ein Danke, die dazu beigetragen haben. Und ich darf Ihnen von ganzem Herzen versichern, wir wünschen uns alle, dass dieses Friedensprojekt auch weiterhin funktioniert. Wir wünschen uns, dass diese Freundschaft weiter besteht, und immer auch sagen, hätte man diese Partnerschaft nicht vor 31 Jahren gegründet, wir müssten sie heute finden. Danke, liebe Freunde aus Capriva, dass es Sie alle gibt. Dicendo che è veramente soddisfattissimo di quello che ha trovato qua come accoglienza. Dice che inoltre addirittura dice, sono passati 31 anni e mi sembra praticamente ieri. Inoltre sinceramente se non l'avessimo fatto prima sicuramente avremmo cominciato adesso a pensare sicuramente ad un gemellaggio. Sarebbe stata un'ottima idea, anche alla luce della candidatura che noi abbiamo al momento, e che lui si augura venga accolta prossimamente. Ringrazio a tutti. Qualcosa ha già detto Antonio, qualcosa ha detto l'amico sindaco di Treffen. Per noi è un onore e un piacere ogni qualvolta gli amici di Treffen scendono qui a Capriva del Friuli. Also der
Bürgermeister sagte, er freut sich so sehr, dass ihr so wie zu Hause fühlt in Capriva. Und jedes Mal ist es auch eine Freude für uns, eine richtige Freude für uns, euch als Gast hier zu haben. L'anno scorso abbiamo festeggiato il 30° anno di gemellaggio a Treffen, quest'anno festeggiamo il 30+1, il 31° anno di gemellaggio qui a Capriva del Friuli, e abbiamo voluto far sentire, e quindi dalle parole del sindaco ci sembra che per oggi sia riuscito questa nostra volontà, farli sentire a casa, perché quello che veramente è la volontà principale, la volontà più forte ogni qualvolta, prima con il qui presente Antonio Roversi e adesso insomma con la nuova giunta e presente al completo la giunta comunale, ogni qualvolta parliamo di gemellaggio, il principio cardine è quello di farli sentire come fosse casa loro. Es ist wirklich eine Ehre auch für uns, euch hier zu haben, und wir freuen uns so sehr, wenn ihr aus Treffen hier in Capriva so wie zu Hause euch fühlt. Und das ist für uns wirklich eine Freude, wenn wir das sowas erfahren. E quindi un bravi a coloro che 31 anni fa diedero inizio a questo gemellaggio. Qui oggi abbiamo, e lo prego di alzarsi perché prenda il giusto applauso, il sindaco che nel 1986 per Treffen diede inizio al gemellaggio. Georg, ti prego, alzati per un doveroso applauso. E domani assieme a lui, anche al sindaco che lo ha succeduto, gli consegneremo ufficialmente la cittadinanza onoraria. Questo per festeggiare i 31 anni di gemellaggio, ma noi tutti quanti sappiamo, lo abbiamo ricordato poc'anzi a Villa Russis, la nostra amicizia dura da molto di più. La nostra amicizia è un filo invisibile che ci unisce da più di 100 anni nella figura strepitosa di quella donna che fu Elvina Ritter, ed è a lei anche che quest'oggi noi dobbiamo il dovere morale e politico di continuare un'amicizia tra popoli europei. Lunga vita al gemellaggio tra Capriva e Treffen, lunga vita alla politica europea dei popoli in pace. Der Bürgermeister bedankt sich bei seinen Gästen auch aus Treffen und sagt, dass er freut sich so sehr, dass diese Partnerschaft entsteht, weil in diesem Europa, die wir heute leben, ist es immer wichtiger, dass die Völker sich eigentlich in Freude zusammenleben, und er freut sich so sehr dafür. Er hat für diese Partnerschaft auch den Altbürgermeister Ingenieur Kerschbaumer bedankt, deswegen ist er aufgestanden, und wir freuen uns immer so sehr, wenn unser Treffen immer in eine solche Freude und immer in diesem Frieden, weil wir eigentlich Frieden erweitern wollen zwischen den verschiedenen Völkern. Das ist unser Ziel eigentlich. Bene, un applauso anche alla produzione. Ringraziamo i nostri sindaci che ti saluto e li concludiamo. E ricordo ai cittadini che